L'ultima gara del girone d'andata di promozione a meta di fronte al Ventimiglia e la Sestresa, due formazioni che stanno attraversando un buon momento e che sono intenzionate a finire l'anno solare con un successo. Si capisce subito che la partita è stata preparata al meglio tra i due allenatori, tanto che in un primo tempo giocato bene in entrambe le formazioni non si registrano vere e proprie occasioni da rete, solo due tentativi degli ospiti. Al 25esimo Accari, pur decentrato, chiama Scognamiglio alla respinta di piede e al 45esimo una conclusione di Anselmo viene bloccata in due tempi dal portiere Granata. Decisamente meglio la ripresa. La gara è sempre vivace con continui rovesciamenti di fronte. Al 57esimo si registra il primo intervento di Rovetta su una conclusione di scappatura smorzata dalla difesa verde stellata. Un minuto dopo una punizione di Anselmo viene respinta da Scognamiglio. Al quarto d'ora ci riprova Accari, ma senza impensierire il portiere avversario. 6 minuti più tardi Calcopietro da buona posizione non inquadra la porta, poi alla volta di Bortolini che impegna Scognamiglio in una parata in calcio d'angolo. Da un portiere all'altro allora Rovetta è bravo ad anticipare scappatura in uscita. Al 90esimo ancora Bortolini affonda sulla sinistra, prova il cross, ma Scognamiglio anticipa tutti e la partita si chiude praticamente qui. Reti bianche 0-0 e appuntamento naturalmente per dopo le feste.